Amici del futsal, ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leini. Questa è l'84 Kame Treviso. Buonasera da parte di Pietro Mazzara. Ben ritornata Serie A, ben ritornato campionato. Si riparte dunque con il pallone a rimbalzo controllato nel weekend che è stato preceduto dalla grandissima notizia della qualificazione dell'Italia di Salvo Samperi all'Europeo del prossimo gennaio. Un traguardo storico importantissimo per tutto il movimento, che dà così ancora più lustro a quella che è la nostra Serie A, che è iniziata alle 19 con Roma Pirostigeno Cosenza, che è ancora in corso. Vi ricordo che potete seguire tutte le gare live della Serie A Quinto, che è il nuovo title sponsor della Serie A, qui sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Mi raccomando, iscrivetevi, schiacciate il tasto iscriviti, attivate la campanella, commentate e mettete tanti like per far crescere ulteriormente quello che è il canale della casa del futsal. L'84 e Kame Treviso, una storia che si intreccia nuovamente all'interno della Serie A di calcio a 5, l'epilogo più triste della storia dell'L84 per quanto riguarda la Serie A, la retrocessione alla playout nella stagione 21-22, poi tanti scontri con la Kame che in quell'occasione ebbe la meglio al termine di una stagione sicuramente complicata per i colori neroverdi. Poi il regno di Alfredo Paniccia con una Coppa della Divisione in bacheca, una semifinale scudetto. Anche l'anno scorso si è arrivati con la squadra piemontese tra le prime 8 d'Italia. Quest'anno la decisione di cambiare guida tecnica. È arrivato lo spagnolo Diego Rios, un mercato importante che ha visto tra i vari arrivi non solo il nazionale azzurro Francesco Liberti, ma soprattutto il pivot brasiliano classe 90 Ton, che va dunque ad arricchire un roster di grande esperienza che ha in Maxi Rescia, Leandro Cuzzolino e Cosico alcuni dei suoi cardini. Non va dimenticato nemmeno l'arrivo di Victor Lopez, che però questa sera va in tribuna, e lui lo straniero che è stato tenuto a diciamo fuori dalle scelte per quanto concerne i non formati. E Van der Salas, arrivato dal Napoli, che ha preso il posto del nuovo formato Italia, esattamente come il fratello Javier, che militerà anche quest'anno nel Napoli. Per quanto riguarda invece la Kame Treviso, confermato il blocco dello scorso anno a disposizione di Silvio Rocia. Questa invece è la squadra arbitrale capitanata da Simone Zanfino di Agropoli. Con lui fischierà Denis Precai, e al crono c'è Carlotta Filippi. Entrano le squadre in campo sul terreno del Pala Maggiore di Leini. Come sempre grande organizzazione da parte della L84, che riesce a portare sempre tanto pubblico nelle proprie gare casalinghe. Tornando alla Kame Treviso, diciamo un mercato non particolarmente che ha balzato all'occhio, almeno per quanto riguarda i nomi. Uno dei colpi principali è stato sicuramente l'arrivo di Matteo Gargantini dalla Vinomita di Petrarca. Le certezze sono soprattutto quel signore che vedete inquadrato adesso insieme a Cosico, ovvero Giapa Vieira, che è diventato papà 2 giorni fa. Tanti auguri, la seconda figlia che è arrivata per il capitano e bandiera della Kame Treviso, che ha deciso anche di puntare forte su Geremia Bui dalla Mestre Fenice, che invece non è presente questa sera poiché impegnato con l'Italia Under 19 per quanto concerne l'Europeo di categoria. Anche in questo caso un grosso in bocca al lupo agli azzurrini di Vanni Pedrini e di Danilo Lemma. Vedete le squadre che stanno sfilando. Allora andiamo a vedere i 12 scelti da Silvio Rocia, con Pietrangelo Azzoni, André Ferreira, altro volto nuovo di questa stagione in casa Kame, Sutton, Giapa Vieira, poi il secondo portiere Alessandro Fior, con lui in panchina e a disposizione ci saranno Gastaldello, arrivato dall'Olimpia Rovereto, Donin, Perazzetta, appunto Teo Gargantini e Leanza, mentre
Per quanto concerne la L84 ci sarà Tondi che prenderà anche il proprio posto tra i pali. A disposizione di Diego Rios ci sono Maxi Rescia, Tuli, Fortini, Liberti, Cosico, Ton, Braga, Cuzzolino, Schiocchet, Raguso e il secondo portiere De Rienzo. Questa la foto di gruppo davanti ai Tigers per quanto riguarda la L84 che conferma la propria ambizione di voler essere ancora tra le grandi d'Italia. Per quanto concerne invece la Kame Treviso c'è la volontà di continuare a essere uno dei punti di riferimento della massima serie con quella vecchia volpe di Silvio Rocia in panchina. È quasi tutto pronto, adesso scopriremo anche quelli che sono i quintetti a disposizione, le rose ve le abbiamo dette. Per quanto riguarda la Kame c'è da segnalare anche la paternità di Jack Cazzoni, che un mesetto fa è diventato papà del piccolo Lorenzo. Una bella notizia in casa Kame per uno di quei ragazzi che è sempre stato considerato uno dei golden boy di questo sport. In casa Kame è in panchina ad onor di firma Giancarlos Antonazzi, non sta benissimo, lo porta con sé per fare gruppo e per farlo integrare Silvio Rocia, ma di fatto avrà una rotazione in meno sia negli stranieri. Il tecnico brasiliano, ormai una colonna del progetto Kame del presidente Zanetti, sarà la L84 a muovere il primo pallone da sinistra verso destra. Rispetto al nostro e al vostro punto di osservazione c'è Suleiman Tuli sul punto di battuta, si aspetta soltanto il via da parte di Zanfino, inquadrato il nuovo pallone Munich. Partita la Serie A 2025-2026 della L84 con subito Cuzzolino che alza il pallone e grande occasione da parte della L84, subito vicinissima al vantaggio la formazione di casa con Lorenzo Pietrangelo che non è riuscito ad evitare l'angolo secondo Precai. E allora è partita subito fortissimo la L84. Vediamo come gioca questo pallone con Cuzzolino che calcia forte, deviazione, ancora possesso per la formazione di casa, subito arroccata la Kame Treviso con Silvio Rocia già in piedi a dare indicazioni, a far muovere i suoi uomini. Tuli scocchiaia il pallone per Cuzzolino, l'ha fatto bellissimo Leandro Cuzzolino. Dopo 15 secondi si è sbloccata la partita del Palamaggiore di Leni con il campionissimo Leandro Cuzzolino. 1-0. L'esultanza di Leo Cuzzolino, rivediamo dal replay, sinistro al volo che va a detonare la porta di Lorenzo Pietrangelo. Sono passati 15 secondi, 1-0 L84, immenso, infinito Leo Cuzzolino. Partenza shock per la Kame Treviso con l'L84 che ha aggredito subito la partita. Ecco la reazione però della formazione di casa che ha cercato, della formazione ospite che ha cercato con Giapa Vieira di arpionare questo pallone aereo. Iosico, Cuzzolino, banda a banda che passa, ancora Tuli, sterza, va da Cuzzolino, Iosico, si va da Ton che va da Murilo Schiocchet che va ad alleggerire, voleva il possesso la formazione di casa, non è così secondo il primo arbitro Zanfino, e allora riparte la Kame Treviso. Sutton pressato forte, Pietrangelo in qualche modo deve allontanare, riesce a far correre il pallone con la Kame che non riesce a sviluppare bene l'azione, non arriva la sfera tra i piedi di Giapaviera, inquadrato invece Diego Rios, classe 84, il coach scelto dalla L84 che appunto condivide con il proprio allenatore questo assonanza. Intanto Iosico prova a imbucare con una palla geniale il gol del 2-0 della L84. Murilo Schiocchet, ma una palla visionaria di Iosico. È partita fortissimo l'L84, qua rivediamo gran palla di Iosico, Murilo Schiocchet
sul secondo palo, comodo, batte nuovamente Pietrangelo, partenza top della L84, partenza shock della Kame Treviso e Silvio Rocha chiama subito time out. Vedete le panchine inquadrate dalla nostra regia con Rocha e Rios che stanno dando indicazioni. Inquadrato Leandro Cuzzolino che ha segnato il primo gol stagionale della L84, squadre che si sono affrontate anche in amichevole nel corso della pre-season 3-3 al Palacicogna. Ma l'L84 aveva già impressionato lì Silvio Rocha, che temeva alla vigilia una partenza così a tuono della formazione piemontese, che ha bussato in maniera pesante 2 volte alla porta di Pietrangelo e ha trovato 2 gol che indirizzano in qualche modo questo inizio di gara. Kame un po' allo sbando, deve cercare di ritrovare il suo possesso, la sua capacità. Intanto Cuzzolini ancora dalla lunga distanza, provato a far partire il sinistro. Pietrangelo con lo sguardo a controllare che il pallone finisse fuori. Sutton non riesce a passare il movimento, allora con il possesso palla dell'L84 che riparte con Tondi, che però a sua volta sbaglia l'apertura su Cuzzolino. Qui c'è un errore da parte della Kame e allora si rimette in ritmo Yosiko, gli porta a blocco Tuli, cerca l'imboccata ancora per Tuli. Che grande giocata, ancora una azione visionaria da parte di Yosiko, che sembra essere in grande spolvero. Kame che sta facendo una grande fatica a trovare i suoi movimenti, le sue giocate, soprattutto la connessione con Giappa Vieira. E l'84 invece che ha preso subito in mano e va a colpire ancora nelle buchi con la transizione veloce. Tuli ha cercato di chiudere una triangolazione rapida senza però arrivare a destinazione. Questo pallone indirizzato verso il secondo palo. Suleiman Tuli insieme a Yosiko, anche lui bandiera della L84, che qui va ancora vicino al gol. Sta continuando a tenere forte il piede sull'acceleratore la squadra di Diego Rios. Vediamo come risponde la Kame. Si ripassa da Sutton, verticale su Giappa Vieira. Puliscono il pallone, iniziano i cambi anche in casa piemontese. È entrato Maxi Rescia. Qui Murilo Schiocchetta a rilanciare lungo in una zona però dove ci sono soltanto maglie azzurre. E allora André Ferreira gli consegna il pallone a Donin. Giappa fermato. Pietrangelo costretto all'indietro, il lungo rilancio da parte di Pietrangelo. Giappa di testa, Tondi con le mani può andare al rilancio lungo. Ancora l'84 gestisce il pallone sinistro, ancora il pallone che resta lì. Che occasione per l'84, si dispera Maxi Rescia, che va a parlare con Ton, che aveva liberato il mancino. Dentro anche i 2 reduci dalla vincente spedizione ai playoff con la nazionale, ovvero Liberti e Fortini. Ton accompagnato all'uscita, va da Tondi. Giocata quasi in assonanza di cognomi. Grande qui invece il tentativo di Liberti, che con il corpo aveva cercato di aprirsi la linea di corsa. Pietrangelo va a recuperare il pallone che era finito sul fondo. Rilancio ancora una volta a lungo che non porta a nulla in casa Kame. Iniziano le rotazioni anche per
Silvio Rocha, che mette dentro Matteo Gargantini, ex della serata. Per lui una brevissima esperienza in L84 nella stagione 21-22 prima di passare all'allora Sampdoria Futsal, oggi CDM. L'anno scorso grandissimo campionato, quello forse della sua esplosione dal punto di vista realizzativo in Serie A, 15 gol con il Vinum Italia di Petrarca sotto la guida di Luca Giampaolo. Qui però perde palla Ton con una ruletta in mezzo al campo, gestisce il pallone e poi illumina ancora su Rescia. In difficoltà la Kame, appoggia all'indietro Tondi. La rimessa sarà però in favore degli ospiti, tramortiti dal destro-sinistro da parte di Cuzzolino e Murillo Schiocchetti. In realtà un doppio sinistro al mento, visto che entrambi sono mancini. Allora adesso Gargantini prova a mettere il fisico, raddoppiato, torna sui suoi passi Gargantini, Ton lo ferma senza fallo, secondo Zanfino. Allora Rescia va da Tondi, veloce da Yossico, da Fortini, ancora Rescia, prova ad andare in profondità, ha capito tutto quanto Pietrangelo che appoggia per Donin, che trova una traccia interna verso Gargantini. Adesso cercano un pochino di più il gioco con verticale rispetto a prima. Forse l'84 ha lasciato qualche linea di passaggio un po' più aperta per la formazione di Silvio Rocha. Sutton, Gargantini fermato da Rescia, e allora Fortini con la pisata, ancora Rescia, controllare il pallone Fortini per prendersi la laterale, imbucata forte per il 3-0 dell'84. Ha segnato Maxi Rescia, 15-12 sul cronometro, scappa la formazione neroverde. Rivediamo tutto. Fortini dentro, destro forte, preciso e violento di Maxi Rescia, che buca la mano destra protesa di Lollo Pietrangelo, ed è subito 3-0 della L84, che è partita fortissimo, fortissimo in questa prima giornata della Serie A, quinto. Si fanno sentire anche i Tigers, il gruppo ultra della L84. Intanto qui con un piede un po' troppo alto in faccia a Cuzzolino da parte di un giocatore dell'Akami. Calcio di punizione in favore della squadra di casa, che in questo momento ha fatto quasi 5 minuti effettivi di dominio puro. Qui Yossico ha cercato una grande giocata, Pietrangelo ha capito tutto. Capitano della L84 Cuzzolino, Schiocchet, ributtato dentro il quartetto che ha iniziato la partita per Diego Rios. Yossico salta un avversario, salta secondo, libera il destro, va vicino al poker l'84 con la giocata individuale del suo capitano, con Pietrangelo che ha guardato, ha controllato che il pallone finisse fuori. Gargantini, era venuto lui indietro a cercare di cucire gioco. Tondi, che tra l'altro è stato suo compagno di squadra al Milano Calcio 5. Cuzzolino riallarga sulla destra, Yossico imbucata ancora per il 4-0 di Murillo Schiocchet. L'hanno fatto in fotocopia, altra palla geniale dello spagnolo Murillo Schiocchet, fa doppietta, ma che L84. 14-24, 4-0. Impressionante, impressionante la recita fino a questo momento della squadra di casa. E quindi subito portiere di movimento per Silvio Rocha, che deve dare una sterzata alla partita, e lo fa con il power play con André Ferreira. Lo vedete qui in basso a sinistra. La porta è vuota. Ovviamente una tattica questa
che comporta un alto tasso di rischio, ma in 4 contro 4 la Kame non ha praticamente trovato nessuna sincronizzazione con la partita. Ha provato ad alzare il segnale Silvio Rocha, mettendo il portiere di movimento, situazione per ora mandata in archivio. Tondi, Liberty, pressato forte da Perazzetta, esce bene Liberty, Tuli vuole farlo correre sulla banda, arriva il fischio di Zanfino con Sutton che gli va a dire qualcosa. Si deve sistemare le stringhe della scarpa sinistra Josip Sutton. Tornato in campo André Ferreira, calcio di punizione per la Kame. E allora di nuovo 5 contro 4. Vediamo come lo gestisce la Kame. Intanto c'è Sutton pressato forte, aggancia la pressione Tuli, rincorre l'avversario che libera il destro. Pallone che finisce addosso a un giocatore dell'L84 e sarà ancora possesso per la Kame Treviso. Sinistro dalla lunga distanza, occhio a Tondi che va per la porta, la palla non gira, aveva fatto diversi gol il portiere titolare questa sera dell'L84 a porta vuota, tra cui quello nell'incredibile storica semifinale scudetto gara 3 contro il Napoli che diede il 4-3 all'84. Poi la ribaltò la squadra allenata da Fulvio Colini 5-4, andandosi a giocare la prima delle due finali scudetto poi perse contro la Meta Catania. Tuli adesso gestisce il possesso l'L84 che torna da Suleiman Tuli. Controllo di Liberty che prova a far passare un pallone complicato, glielo arpiona Sutton, prova ad andare Perazzetta fino in fondo. Il possesso indicato da Zanfino è a favore della Kame, scatenato Diego Rios con intanto Japa Vieira che va a recuperare il pallone per battere l'angolo. André Ferreira, Sutton di tocco, ancora lui vuole far passare forse un po' di tempo anche la Kame per evitare che l'84 possa riaggredire in maniera forte il possesso. Prova la conclusione verso la porta, attenzione ancora Japa Vieira a tenere viva il pallone. Sutton, Japa, scambiano i due, prova a girarsi Japa Vieira andando da André Ferreira. L'ottima chiusura di Leandro Guzzolino che ha letto molto bene le intenzioni degli avversari. André invita Sutton a salire, il 10 indica le spaziature, ancora la palla giocata sulla banda di destra, prova a sfondare la Kame che non trova però Pertuggi nell'attenta difesa della L84 fino a questo momento. 12-10 al termine del primo tempo, un'eternità per quanto concerne il futsal. L'84 in vantaggio per 4-0 con la doppietta di Murilo Schiocchet e i gol di Cuzzolino e Rescia. Prova a ripartire proprio l'84 con Liberty che mette giù il testone e va giù. Gargantini professa la sua innocenza. Infatti per Precai però è calcio di punizione. Iosico a dare come sempre indicazioni ai propri compagni. C'è Liberty che va con il sinistro forte e arriva anche il 5-0 da parte della L84. A tutti a festeggiare Francesco Liberty che dunque timbra
il primo gol con la maglia dell'L84. Rivediamo tutto, sinistro forte, c'è una deviazione che spiazza Pietrangelo, ma quello che conta è che a 12:04 è arrivato il gol del 5-0 da parte di Francesco Liberti. Ci sentiamo di assegnare a lui il gol, visto che il tiro comunque era indirizzato verso lo specchio della porta. E allora ancora portiere di movimento per la Kame, che sta facendo una fatica enorme a trovare un antidoto a questo virus che si è installato dentro la partita, che ha le sembianze della L84, che ha mandato completamente in tilt tutto il sistema operativo della formazione di Silvio Rocha. André Ferreira, ancora lui da Sutton, prosegue con il portiere di movimento, cerca una girata forte la Kame, che aveva spostato Giappa in angolo, dentro anche Mattia Raguso inquadrato. Primi istanti di gara per lui. Non ha smesso di parlare un secondo Silvio Rocha con i propri giocatori. Dentro di nuovo André Ferreira va ad indicare le posizioni. Il tecnico della Kame, che gira palla con André Ferreira, che aveva cercato un lato molto complicato. Liberti prova ad andarsene, Francesco Liberti sulla banda, sterza l'ex giocatore della Feldieboli, arrivato in estate dal futsal mercato in quel di Torino, giocatore che era sempre piaciuto alla società piemontese, e quest'estate si sono palesate le opportunità per portarlo alla corte di Diego Rios, dopo aver vinto da protagonista, da MVP, la Coppa Italia con la Feldieboli in quel di Iesi. Altro talento che è esploso definitivamente negli ultimi anni, dopo che già ha fatto vedere grandi cose in Serie A2. Tanto Silvio Rocha va a prendere il pallone per far rifiatare, qualcosa da ridire a Zanfino, inquadrato il guru della panchina, 11ª stagione per lui alla Kame Treviso. Qui Yoshiko ha cercato ancora una volta di attivare le marce alte, questa volta di Liberti. Yoshiko che ha fatto 2 assist strepitosi per la doppietta di Murilo Schiocchet. Giappa Vieira fermato, e allora riparte l'84. Liberti cerca l'esterno per riallargare il gioco, non ha trovato però la linea di passaggio corretta il 9. E allora Liberti dentro per Ton, Rescia, Liberti, uno sguardo orientato verso Raguso. Allora Liberti prova ad andare da Ton, che pianta il fisico. Rescia, eccolo qui, servito, ha cercato la giocata sul secondo palo. Lì probabilmente avrebbe voluto un compagno in maglia nero-verde, non c'era però nessuno. Altra però occasione potenziale per la L84 quando ci avviciniamo al giro di boa del primo tempo, scavallato il 10° minuto. L84 5, Kame 0. Tondi gioca forte, gioca bene. L84 anche figlia di questo parziale devastante per come è arrivato. Sono state una scarica di montanti al volto e al fegato della Kame. Tanto Zanfino va a redarguire la panchina di casa per forse un mal posizionamento delle pettorine. Si è alzato, o qualche parola di troppo, si è alzato Capitan Yoshiko a parlare con l'arbitro della sezione di Agropoli. Qui Ton passa su Gargantini, ancora Ton davanti a Pietrangelo, alle finte, Ton non arriva
Il sesto gol dell'84 per pochissimo. Che giocata di Ton. Ancora l'84 ad affondare con Fortini. Pietrangelo a chiudergli la linea di corsa e a mettere il pallone in angolo. Tra poco daremo uno sguardo a quelli che sono anche i parziali dagli altri campi. Vi ricordo tutte le partite sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Ancora la giocata fuori per una conclusione al volo. Prova a ripartire adesso la Came Treviso. Tondi, bravissimo a dire di no, e allora Ton, passa lui. Ton non ha visto che c'era Rescia che stava arrivando come un treno sulla sua corsia di destra. Poteva essere un'occasione importante per il 6-0 dopo che Tondi aveva stoppato il tentativo della Came. Fortini, Raguso, non passa il pallone, si accontenta della laterale Yoshiko. Murilo Schiocchet sul punto di battuta. Raguso per Yoshiko, che riallarga il gioco. Ancora servito il capitano, 1 contro 1. Contatto falloso, calcio di punizione in favore della L84. Era praticamente a 20 cm Simone Zanfino. Non ha potuto fare altro che fischiare. Invitato il piccolo spazzolone ad asciugare un po' di bagnato sul parquet. Raguso ha provato ad andare per la porta, ha trovato una deviazione e dunque sarà angolo. Otto e 15 al termine del primo tempo, sempre 5-0 per l'L84 che ha colpito proprio da una posizione di palla inattiva. Ci aveva riprovato. Qui intanto Pietrangelo, Azzoni libera il destro. Attento Tondi. Ancora Pietrangelo, vediamo se si alza. Gastaldello, arrivato dalla Dolomiti Energia Rovereto nel mercato. Ancora Gastaldello, lato lato Giacazzoni. Gastaldello di prima, prova ad andare in verticale, non ci riesce. Qui la Came riesce a sporcare con una buona pressione il possesso palla dell'84, a prendersi la laterale. Torna il portiere di movimento per Silvio Rocia. 7:38 al termine del primo tempo. Possesso palla per la Came. André in angolo da Gargantini, che allarga la Lettone su Liberti. Giappa tra le linee, costretto a tornare all'indietro. Gestisce Sutton, che vuole uno spazio per il sinistro. André forza la conclusione, occhio che la porta è vuota. Sutton vuole una rimessa a suo favore. È così per Zanfino. Era André Ferreira. Torna il pallone tra i piedi di Sutton. André con la picchiata forte. Attenzione a Yoshiko che vince un rimpallo. Gargantini gli sporca, però la mira verso la porta sguarnita della Came. Prova a uscire l'84, che adesso ha abbassato un pochino i giri del suo motore. Sta consentendo alla Came di poter tornare un pochino a respirare.
André Ferreira. Sutton Japa. Ancora Sutton. Gargantini. Sutton Japa. Prova a spezzare la linea di pressione. Il capitano della Kame non ci è riuscito. Porta comunque a casa l'angolo. Anzi la laterale che è la cugina di primo grado del calcio d'angolo. Sutton. Ancora per Japa Vieira che finta la conclusione. Prova ad andare a Zoni. Occhio al rimpallo. Fischio degli arbitri. Lamenta più di qualcosa Leo Cuzzolino su questa chiamata di Precai. Laterale battuta dalla Kame. André. Sutton. Non trova spazio per muovere il pallone la formazione ospite. Qui André Ferreira pressato forte da Yoshiko senza fallo secondo gli arbitri. È rimasto giù l'ex Manfredoni, è arrivato anche lui nel mercato estivo. Alza le mani Sutton per chiamare il giro. André Ferreira, Sutton. Ancora André, costretto a tornare nella propria metà campo. È l'84 che difende bene, bassa, non concede spazi interni. Abile a trasformarsi da 1-2-1 a 2-2 la squadra di Diego Rios. Altro pallone imbucato sul secondo palo. Ha dovuto giocare una palla forzata la Kame. Inquadrato Japa Vieira. Capitano, bandiera, bomber la squadra di Patron Zanetti. Qui prova a girarsi Braga, non riesce a trovare spazio. Tiene alta la pressione dell'84. Pietrangelo mette tutti d'accordo. Ancora l'84 che recupera il pallone. Cuzzolino che chiama l'ampiezza. Liberty lo aspetta a Japa per prenderlo in 1 contro 1. Prima linea di Gargantini. Si passa da Braga che invita Liberty a calciare. Altra ottima connessione tra Braga e Liberty. Angolo per l'84. Rescia sul punto di battuta. Si muove Braga dentro l'area di rigore. Cercato con Pietrangelo che ha messo più di una pezza. Poi il pallone ha rimbalzato dentro l'area di rigore. Lo rivediamo. Qui bravo Pietrangelo a rimanere a far figure. Poi decisivo Gastaldello su Liberty. Muove ancora il pallone dell'84 cercando Braga. Poi però l'azione finisce sul fondo con Pietrangelo che va a controllare la situazione. Japa Vieira in arretramento offensivo. Riallargato il gioco su Gastaldello. Pietrangelo non può toccare il pallone e allora sarà possesso per l'84. C'è Fortini che gravita dentro l'area di rigore. Pietrangelo lo anticipa bene. E allora va Giuliano Fortini sul punto di battuta a studiare, a mappare la situazione. Raguso al volo. Conclusione mancina sbilenca. Lui destro naturale. Non ha trovato né la coordinazione né l'impatto giusto. Kame che fa veramente fatica, fa grande fatica a tenere il pallone su. Inquadrato Matteo Gargantini. Tondi. Tra l'altro Fabio Tondi che con l'arrivo di Victor Lopez ha visto messa a repentaglio la sua titolarità. Quest'oggi però Diego Rios ha scelto di mandare in tribuna il portiere spagnolo per poter schierare tutti e 5 giocatori non formati che si possono inserire nel roster definitivo della partita. Liberty prova a librare il sinistro, ci prova anche Raguso a caricare il destro. Doppio rimpallo, possesso
con ultimo tocco da parte proprio di Mattia Raguso, e rimette allora il portiere di movimento, la Kame Treviso. 3,52 all'intervallo parziale, lo vedete in sovraimpressione. 5-0 per l'L84. Qui Fortini ha provato a rubare il pallone, lo scippo da André Ferreira, non ci è riuscito. Rimessa in favore della Kame con Giapa Vieira. André, giro palla della Kame lento, è l'84 che rimane poco sopra la linea di 10 metri. André Ferreira lo aspetta Cuzzolino, prova a pressare forte Tuli, altra pressione forte, e attenzione che la porta è vuota se ci arriva con il pallone, e sarà angolo per l'L84. Attenzione però che è rimasto giù Rescia, poi c'è un po' di confusione e allora si riparte con il possesso per la Kame. Qui abortita questa possibilità offensiva del sesto gol da parte della L84. Pietrangelo, Tondi con l'ascensore e mettere il pallone in fallo laterale. Donin, Sutton, sempre il 10 in cabina di regia. André Ferreira, lo scippo da parte di Liberti. Tuli va da Liberti, lo aspetta André, vediamo Liberti con il destro, non riesce a girare verso la porta, per poco non abbatte Silvio Rocha. Gargantini perde il pallone sull'aggressione a mano armata di Liberti. Cuzzolino che chiama ancora Ampiezza, e se lo dice lui tutti si mettono solo attenti. Ecco la giocata a 3 dell'L84, non premiato il taglio nel cono centrale da parte di Murillo Schiocchet, e Kame Treviso che continua a lavorare con il portiere. Ormai sarà un leitmotiv almeno fino alla fine di questo primo tempo. André Ferreira, Sutton, scippato il pallone, Iosico. 6-0. Arriva il timbro anche del numero 10, il capitano dell'L84, 2 assist per lui, gli mancava il gol. 6-0. Rivediamolo qui, l'appoggio comodo comodo di Iosico. Che dunque fa 6-0 a 2-14. Prosegue l'asfaltatrice L84 in questa partita. Vedete Kame che ha fatto una fatica tremenda, tremenda, a prendere le coordinate della formazione di casa. Altro pallone recuperato dalla L84 che fa già 7-0. 7-0 ancora Iosico. Cappotto totale. Vediamo qui Tuli, l'appoggio. Iosico a porta vuota, questa volta col sinistro, fa 2-0, doppietta personale. Prova di forza, un messaggio imponente al campionato dell'L84 in questo primo tempo. Sarà molto complicato per Silvio Rocha cercare di trovare le parole giuste da dire nell'intervallo ai propri calciatori, perché l'uragano, lo tsunami L84 si è abbattuto impietoso sulla Kame. Ricordiamo che l'L84 ha in tribuna, oltre a Victor Lopez, anche Van der Salas. Quindi tribune
importanti per Diego Rios, che potrà essere certamente soddisfatto di questo primo tempo fantascientifico della sua squadra. Tondi ha cercato un lato a lato verso Raguso, inquadrato dalla nostra regia. Mattia Raguso ha tolto la maglia del portiere di movimento André Ferreira, perché Silvero ci ha capito che non funziona. Qui Ton prova a passare, Gastaldello si porta a casa la rimessa laterale. Ultimi 50 secondi di un primo tempo che vede l'84 andare ancora per la porta. Schiocchet fermato, voleva mettere in porta Ton per regalargli il primo gol con la maglia dell'84. Rivediamo la chiusura di un generosissimo Giapa Vieira. Sarà angolo per la formazione piemontese. Si aspetta che venga asciugato il parquet. Fa caldo all'interno del pala maggiore di Leni, anche se Silvio Rocha ha tolto la felpa, ma probabilmente non solo per il caldo. Murilo Schiocchet sul punto di battuta, giocata fuori per Raguso, che non trova la porta. Stavolta gli era partita bene la conclusione. Inquadrato qui Ton, acquisto estivo di grandissimo spessore. Ha cercato la giocata col tacco. Pietrangelo. Murilo Schiocchet a riprendersi subito il possesso del pallone. Tondi ha provato a innescare Ton. Qui Precai ferma il gioco. Tutto a posto. Va Perazzietta a rimettere il pallone dentro il 40-20. Qui Tondi alla prima parata sul colpo di testa di Gargantini. Ton ha provato ad andarsene, ma dà sempre la sensazione di poter essere pericolosissimo il classe 90 dell'L84. «25 secondi al termine del primo tempo. L'84 7, Came Treviso 0. Raguso. Risale il campo Schiocchet, pressato da Perazzietta. Tondi. Sale lui. Palla sotto la suola. Poi col sinistro da Raguso, che mette il mirino sulla porta. Pietrangelo a murare la conclusione. Suona la sirena. Fischia 2 volte Zanfino. Questo è il destro di Raguso, con la parata di Tondi. Squadre che vanno all'intervallo sul parziale di L'84 7, Came Treviso 0. Ci fermiamo per l'intervallo e ci risentiamo all'inizio del secondo tempo.
Ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leni, stanno rientrando in campo L84 Torino e Kame Treviso. Il parziale ci dice che l'L84 è in vantaggio per 7-0 contro la Kame. I risultati dagli altri campi: la Roma ha battuto per 2-1 la Pirossigeno Cosenza nella gara delle 19, la Fel di Eboli sta vincendo per 2-1 sul campo della CDM Futsal, l'Ecosì di Genzano a sua volta sta vincendo per 2-1 in casa contro il Savia Testa Mantova e lo Sporting Sala Consilina è in vantaggio per 2-0 contro il Napoli con la doppietta dell'ex Attilio Arillo. Qui tutto pronto con la Kame che muoverà il primo pallone del secondo tempo, inquadrato Diego Rios, che evidentemente non gli è bastato il time out prolungato, il time out tecnico all'intervallo per dare le indicazioni ai suoi giocatori. Continua a impartirne dalla panchina. Silvio Rocha sicuramente avrà dovuto lavorare tantissimo sulla psicologia dei propri giocatori, perché entrare in campo con la speranza di potersela giocare e finire il primo tempo sotto di 7 gol non è proprio il massimo della vita. È iniziato il secondo tempo al Pala Maggiore di Leni con la Kame che ha già cestinato il primo possesso. Allora l'L84 a rimettere in gioco il pallone con Tondi. Rescia. Pallone che viene riaffidato proprio al 5. Rotato Liberti. Fortini ruota su se stesso, salta il diretto avversario, non riesce a far passare il pallone. Allora André Ferreira per Giappa Vieira che riallarga il pallone. C'è Tondi a leggere bene la situazione. Fortini. Lo aspetta Giappa. Prova ad alzare la pressione André Ferreira. Liberti. Possesso palla dell'L84 che adesso prova ad andare verticale. Sutton 1 contro 1. Si sposta il brasiliano. Altra giocata che non passa. Occhio, contatto. Scontro tra numeri 12. Zanfino ha fischiato il fallo di Ton. È arrivato anche il giallo per il numero 12 dell'L84. Che dunque abbatte così Giappa Vieira. André Ferreira. Rimessa laterale per Sutton. André. Azzoni. Non riesce a giocare bene. Qui la Kame cerca di spiegarsi. Azzoni con Sutton. Fatto sta che il possesso palla in favore dell'L84 con Giuliano Fortini. Vuole la distanza. Rescia spedisce il pallone nella zona di Tondi, che sale, prende coraggio, prova ad andare per la porta. Occhio che però la sua adesso è vuota. Attenzione alla Kame, che dunque trova il gol del 7-1 con Josip Sutton sulla giocata un po' avventata di Fabio Tondi. La scippata di Sutton e il gol del 7-1. Almeno il gol che sblocca lo 0 dal tabellino per la formazione ospite. Fortini non riesce a passare, gli ha sporcato la linea di corsa proprio l'autore del gol. Liberti. Fortini tra le linee, va da Rescia. Liberti lo aggredisce Sutton. Sempre pallone incollato al mancino. Liberti vuole andare in verticale da Ton, non ci riesce. Aggressiva qui la Kame. Fallo ai danni però del numero 9 dell'L84 e della nazionale italiana, che in Kazakistan ha fatto una partita incredibile. Francesco Liberti
così come tutto il gruppo azzurro guidato da Salvo Samperi. Tuli sbaglia il passaggio sulle Mantuli. Azzoni a sua volta però mette giù il testone, non riesce a passare, il campo è finito, rimessa laterale per l'84. Dicevo della grandissima prestazione di tutto il blocco azzurro nella doppia sfida contro il Kazakistan, che ha portato la nazionale all'europeo. Tondi qui per evitare il calcio d'angolo dà però la laterale alla Kame Treviso. Strepitosi tra l'altro Yuri Bellobuono e Carlos Dalsin nella serie dei tiri di rigore. Ne hanno parati 3 su 4. Qui Pietrangelo prova ad alzare il pallone allontanato dalla difesa dell'L84. Castaldello sul punto di battuta. Cussolino minaccia Sutton che sbaglia l'apertura su André Ferreira. Al laterale per la L84. Vedete in basso nello schermo Silvio Rocha che dà indicazioni. Chissà che il gol di Sutton non abbia riacceso qualche energia mentale in Kasakami, anche se Yoshiko qui fa quello che vuole, ne salta 3. Ancora per Tuli, Yoshiko liberato il destro. Ma che grande giocata prima del capitano dell'L84. Niente, la Kame fa una fatica bestiale a uscire palla al piede. Anche qui sbagliato il giro palla verso Castaldello, che va a prendersi il rimbrotto da parte di Zanfino. Qualcosa da dire l'ex giocatore tra Dolomiti e Energia Rovereto. Yoshiko riallarga il gioco, pallone imbucato dentro l'area di rigore dove stava volteggiando Murilo Schiocchet, che sente odore di tripletta. Siamo però dall'altra parte con Tondi che mette giù il pallone, prova a guidare la transizione. Cuzzolino con calma riaffida a Yoshiko. Cuzzolino, Murilo, Cuzzolino, Yoshiko, Tuli, pressato forte da André Ferreira, pisata per Yoshiko. Bella l'uscita qui dell'L84 a eludere la pressione forte della Kame. Cuzzolino, Yoshiko 1 contro 1, prova ad andarsene, sbaglia anche lui, e questa a 16-14 alla fine del secondo tempo è una notizia. 2 gol e un assist per il capitano della L84, che ha letteralmente tagliato in 2 la fase difensiva della Kame, mettendo Murilo Schiocchet, anche lui ex della partita, nelle condizioni di poter fare gol. E Diego Rios insieme a Francesco Giuliano, che è arrivato in estate, quintando Tondi, riesce a tenere il pallone dentro l'area di rigore. Abbiamo Francesco Giuliano, nuovo vice allenatore dell'L84, nonché collaboratore tecnico, allenatore in seconda di Massimiliano Bellarte in Lettonia. Per lui una grande carriera alla guida dell'allora LD Carmagnola, poi LD Fossano, oggi LDFC. In estate si è concretizzato un trasferimento importante per lui, per affiancare Diego Rios. Qui intanto il fallo ai danni di Yoshiko. Posizione di favore dell'84, lo rivediamo. Tuli, Yoshiko fa sparire il pallone dal campo visivo di Sutton, che lo abbatte. Punizione per l'84, ancora a terra però Yoshiko. Diciamo un po' di cambiamenti nello staff tecnico dell'L84, con Michele Barbieri, che è storico vice allenatore della formazione piemontese, con Rodrigo De Lima, ma anche con Alfredo Panice, che è passato nel ruolo di team manager.
Esce dolorante Hosiko, che non ha attivato la trottola come esultanza dopo i suoi 2 gol. Ha preferito una condivisione collettiva della gioia. 2 assist, 2 gol. L'84 ancora forte in pressione, costringe la Kame a regalare la rimessa laterale. Liberty a chiamare lo schema numero 3. Giocata corta con conclusione ribattuta. Pallone che con il rimbalzo arriva dalle parti di Tondi, che viene invitato proprio in impostazioni di base a salire tanto e a effettuare quella tipologia di gioco che in Italia è molto cara alla Feldieboli con Carlos Dalcin, ma che abbiamo visto proprio in Italia-Kazakistan, con i kazaki a stressare tanto la salita di Higuita. Qui Fortini, pallone dentro l'area di rigore, non riesce a segnare il gol dell'8-1 Maxi Rescia. Dell'84 che quando decide di accelerare trova spesso dei varchi. Qui è rabbioso il recupero di Fortini. Braga, Cuzzolino di tocco ancora su Braga, scippato del pallone da Castaldello, lo aspetta Fortini, gestisce Donin 1 contro 1, prova a portarsi il pallone nella sua zona preferita. Donin poi libera il sinistro, respinto ancora la Kame con Giappa, anzi Gargantini, fermato in fallo laterale. 14:09, il gol della ripresa lo ha segnato la Kame con Sutton, che ha cercato di liberare ancora una volta il sinistro. Angolo. Cercato il pallone dentro l'area di rigore, probabilmente l'avrebbe dovuto aggredire Castaldello. Intanto Fortini con una crocchetta prova ad offrire per Braga, arriva il recupero di Gargantini e Castaldello. Allora la Kame cerca di trovare nuova fase di corsa con Donin. Braga con la zampa solo per un buon attimo. Castaldello, il gioco a sinistra su Gargantini. Donin, Pietrangelo, rilancio lungo, fermato. Allora l'84 si rimette a gestire il pallone con Yoshiko, che è tornato in campo, si è ristabilito dopo la botta presa da Sutton. Cuzzolino, Yoshiko gioca bene l'84, trova linee di passaggio incredibili. Leandro Cuzzolino aveva attivato la geolocalizzazione di Rescia con il terzo occhio, l'ha visto partire, non è riuscito però a controllare il pallone Maxi Rescia su una fiammata geniale di Leo Cuzzolino. Raguso, ancora Cuzzolino, Raguso, Liberty, Raguso vuole far correre proprio Liberty. Tondi a gestire e va al rilancio lungo per il colpo di testa di Raguso. Situazione estremamente complicata da gestire. Gargantini mette il fisico, però poi è costretto a tornare all'indietro. Donin lo aspetta Yoshiko, che poi lo minaccia. Recupero palla ancora aggressivo dell'L84, che toglie ogni forma di ossigenazione alla Kame. Yoshiko, dai, vai in parallela, tiene il pallone in campo. Stava arrivando Murillo Schiocchet, che si prende l'angolo, gioca fuori il pallone. Tuli per Yoshiko, ancora Murillo
caricato il lato di destra da parte dell'84 che si rifugia da Tondi, lo aspetta Sutton, lo Tondi con la giocata interna, Raguso verso Yoshiko, l'ultimo tocco è proprio del capitano dell'84, rimessa a fondo per la Kame, 11:29 al termine della partita, 7-1. Azzoni fermato da Cuzzolino. Andrea. Intracame fa fatica, fa grande fatica la squadra di Silvio Rocia, che ha trovato il gol momentaneamente della bandiera con Josip Sutton. Perazzetta non riesce a schermare Tuli e allora Murilo Schiocchet. Ancora l'84 che gestisce bene il pallone con Tuli. Dai e vai su Cuzzolino che va poi ad alzare il pallone. Aveva attaccato il secondo palo Murilo Schiocchet, che probabilmente avrebbe voluto un pallone forte e teso sul secondo palo. È andato giù in scivolata il 21 Perazzetta. Kame che veramente fa fatica a uscire. Allora l'84 con Murilo Schiocchet che non trova lo spazio per liberare il sinistro. Cuzzolino pressato forte da Perazzetta, ancora lui bravo a gestire il pallone. Non è altrettanto bravo però Raguso a tenerlo in campo. Rimessa laterale per la Kame, può respirare. Perazzetta schermato da Braga e allora Tondi risale il campo, porta il pallone nella metà campo offensiva. Braga ha cercato con una veloce col sinistro di liberarsi del diretto avversario, non ci è riuscito. Allora la Kame ha provato a uscire ancora una volta cercando di attivare Azzoni, ma niente, non è proprio serata. Trasferta nata malissimo, una serata nata sotto una cattivissima stella per la Kame Treviso, che fa veramente tanta fatica di fronte anche a un avversario che le sta rendendo la vita un inferno. E l'84 quadratissima, lunga nelle rotazioni. Ricordiamo Van der Salas in tribuna insieme a Victor Lopez e anche a Siqueira. Qui Cuzzolino per Braga che ha un controllo un po' masticato, riesce a portare a casa l'angolo. Braga poi cerca di alzare il pallone, adagiato tra le mani di Lorenzo Pietrangelo. Prova a ripartire la Kame con il sinistro da parte di Sutton, che ha cercato una delle sue classiche azioni in isolamento. Non è arrivato però alla conclusione pulita. Scollinato il terzo quarto di gara. Fortini, pisata su Perazzetta. Cuzzolino inquadra il pallone, poi Azzoni in spaccata e forse si è fatto anche male. Azzoni lo vediamo un po' claudicante. Perazzetta. Pietrangelo, uno sguardo alla porta di Tondi, pallone che si impenna, cerca di entrare nelle corde nero-verdi Azzoni con il rimbalzo. Questo dato di spalle Diego Rios. Per ora esordio col botto, dopo che la sua L84 già ha fatto il proprio dovere in Coppa della Divisione. Tiro da fuori, deviato, angolo. Nella Coppa della Divisione l'84 ha eliminato il VDL Fiano Plus. Tondi a far su il pallone. Fortini salta Sutton,
Imbucata che però non passa, e allora Giappa Vieira per Sutton, che vorrebbe una deviazione. Che c'è? È una grande parata di Fabio Tondi. Sutton, cercato Perazzetta tra le linee, prova a ripartire nell'84 con Liberti che aveva messo giù il testone. È entrato in campo anche Ton. Con l'inquadrato invece Sutton. Perazzetta prova a passare, non c'è niente per Precai. Allora laterale L84 a 8:13 dal termine di questa prima giornata di campionato. Ricordiamo il posticipo che sarà Global Work Capurso Meta Catania domenica sera su Sky Sport Calcio, ma rimanete sintonizzati perché potrebbe esserci una gran bella novità anche per le gare che vengono trasmesse su Sky. Fortini, voi comunque continuate a iscrivervi sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Ton! Che gol che ha fatto Ton! Dalla linea di fondo, sinistro fulminante di Ton, che trova il suo primo gol in Italia. 7:37, 8-1. Il gol di Ton lo rivediamo, sinistro, e qui Pietrangelo non benissimo, palla che passa in mezzo alle gambe del portiere della Kame. 8-1. E riparte Giappa Vieira, Perazzetta, Sutton. Vediamo la Kame colpita ancora una volta, questa volta dal primo gol italiano di Ton. Hosiko, cercato ancora il proprio bomber. Perazzetta fermato da Raguso, laterale per la L84. Festival del gol questa sera al Palamaggiore di Leni. 8-1. Prova di grande forza della L84 qui. Raguso sbaglia il passaggio verso Murilo Schiocchet. Giappa Vieira, Perazzetta, lo aspetta Yoshiko, 1 contro 1. Perazzetta prova a far valere il fisico, costretto a tornare all'indietro, imbucata ancora su di lui. Yoshiko gli sporca il pallone, Ton costringe il 17 a mettere il pallone in fallo laterale. 6:40 al termine della partita, e l'84 8, Kame Treviso 1. Il primo tempo è finito 7-0. Murilo Schiocchet, Ton, lo aspettava Azzoni, non va a buon fine qui la pressione della Kame, rimessa dal fondo per la L84, che pur gestendo il ritmo della partita non ha intenzione di fermarsi. Raguso, porta a casa la laterale. Hosiko, Raguso in angolo su Ton, che concede la rimessa dal fondo alla Kame e a Pietrangelo. I risultati degli altri campi: la Feldi sta vincendo 4-1 contro la CDM Futsal in quel di Campoligure. Le Costi Genzano è avanti per 3-1 al Pala Cesaroni contro il Mantova. Qui intanto Gastaldello
trova la parata di Tondi e lo Sporting Sala Consilina sta vincendo per 3-0 in casa contro il Napoli Futsal. Domani alle 15 Active Network Fortitudo Pomezia. Domenica, l'ho già ricordato, alle 20:45 Global Work Capurso contro i campioni d'Italia della Meta Catania. Ton, rilancio lungo appoggiato da Zoni di testa a Pietrangelo con Murillo Schiocchet che stava volteggiando alle sue spalle. Gastaldello per Azzoni, prova a liberare il destro, Giacomo Azzoni fermato però dalla presenza di Murillo Schiocchet. E arriva il time out chiamato da Silvio Rocia, che evidentemente vorrà studiare qualcosa dalla panchina. Inquadrato proprio Silvio Rocia, lavagnetta in mano per lui che disegna situazioni. Questo invece è Diego Rios, inginocchiato davanti ai propri, in mezzo ai propri giocatori a dare ulteriori indicazioni. Grande perfezionista l'allenatore spagnolo classe 84 che ha allenato al Levante sia Leandro Cuzzolino che Maxi Rescia. Questo inquadrato invece è Lorenzo Pietrangelo. Per lui una serata non facile, visto il parziale. Intanto suona la sirena dei 45 secondi. Con 5:14 ancora da giocare al termine della partita. Dentro il portiere di movimento per quanto concerne la Camera Treviso con Donin con la maglia numero 22. Intanto Tondi ha preso questo angolo e voleva far correre subito Cuzzolino verso la porta avversaria. Eccolo qui il campione senza tempo Leandro Cuzzolino, che ha segnato il primo gol ufficiale della L84 in campionato. Un gran sinistro al volo. Qui Donin arriva in ritardo su Rescia, calcio di punizione per l'L84. Rivediamo tutto. Rubata di Rescia e Donin arriva in ritardo, lo abbatte. Fortini, Cuzzolino, va da Braga che cerca di difendere il pallone, poi torna all'indietro saggiamente, lo riappoggia a Leandro Cuzzolino, che non è mai una cattiva idea. Fortini, ancora per Cuzzolino, prova ad andarsene Braga con una doppia giocata. Braga in area di rigore, Braga! Che gol di Lucas Braga, un super gol del numero 13 dell'84 che fa 9-1. Rivediamo tutto. Tunnel ai danni di Sutton, lo aspetta Pietrangelo, pallone scavato sotto, morbido morbido, 9-1. Che grande gol di Lucas Braga. È l'84 che dunque dilaga, esonda ulteriormente. Cambia il portiere di movimento Silvio Rocia con Gastaldello. Sutton, uno sguardo a sinistra, poi gli viene restituito il pallone. Gastaldello dietro per Sutton.
Si mette Castaldello adesso in cabina di regia. Posizione un po' atipica e qui la Kame fa ulteriormente fatica. Regala il possesso alla L84. Cuzzolino. Fortini prova una ruletta, gli riesce a liberare il campo per Yoshiko che taglia lateralmente tutto. Poi non si chiude l'azione dell'L84, che ancora una volta è riuscita ad aprire autostrade tra le maglie dei giocatori di Silvio Rocha. Sutton sul punto di battuta, il destro al volo di André che finisce fuori. Tondi al rilancio lungo verso Cuzzolino che va anche lui al cambio. Continuano le rotazioni per Rios. Fortini riceve il pallone direttamente da Silvio Rocha. Raguso, Liberti si mette in ritmo. Liberti per Raguso in mezzo a due, non passa Liberti l'ultimo baluardo. Fa la cosa migliore che può fare in questo caso, la rimessa laterale alla Kame. Che stancamente sta provando a impostare un nuovo tema offensivo. Sutton, ancora lui, cambiato nuovamente il portiere di movimento, lo fa adesso Perazzetta. Sutton riallarga il pallone a sinistra, il 10, poi si torna sempre da lui, cerca un'imbucata. Tondi controlla, mirino sulla porta, va al rilancio lungo, fermato, attenzione ancora Liberti, c'è Perazzetta fuori dai pali, Gargantini si fa valere col fisico, allontana la Kame, ma è ancora Raguso a tenere i canini attaccati alla giugulare della Kame. Perazzetta per un momento ha l'idea di rimettere in gioco il pallone, poi cede la titolarità dei pali a Lorenzo Pietrangelo, che va al rilancio lungo direttamente tra le mani di Tondi. Raguso, Fortini col tacco, stavolta esagerato Giuliano Fortini con la giocata di classe che è venuta sul nuovo pallone targato Munich. Vedere le porte che sono state violate in questa partita sono le nuove porte Gamma Sport. Pallone che finisce fuori con il tentativo dalla lunga distanza. Pietrangelo, vediamo se esce o se rimane tra i pali, sempre pronto Perazzetta a entrare a fare il quinto di movimento. Qui Giappa Vieira cerca di tenere su il livello di concentrazione dei propri compagni, è encomiabile il suo sforzo. Liberti alla frusta, ancora per Raguso, Yoshiko di prima per la giocata interna, ancora Yoshiko. Fortini si mette di 4 l'L84 che esce benissimo con Fortini stoppato da André Ferreira, laterale a meno di un minuto, a un minuto circa, scusate, al termine della partita. Yoshiko va al cambio lasciandogli il pallone nella possibilità di possesso di Murilo Schiocchet. Fortini, pisata per Raguso che è risalito. Gestione del pallone per la L84 che però minaccia ancora l'area di rigore con questa giocata interna molto bella. Schiocchet stava attaccando ancora una volta il secondo palo, non ci è arrivato, rivediamola ancora. Liberti, cacciato forte col destro, bucata da parte di Murilo Schiocchet.
L'84 vicino al gol numero 10. Qui perde ancora una volta il pallone la Kame. Fotografia fedele di una serata terrificante per la squadra allenata da Silvio Rocha, che dovrà immediatamente archiviare questa prestazione. Intanto Liberti mette a sedere l'avversario, poi sul più bello perde la connessione con il terreno di gioco. Aveva fatto la cosa più difficile. Gastaldello pressato da Murilo Schiocchet. Controllo del pallone da parte di Gastaldello, lo aggredisce Murilo e allora Raguso controlla, torna all'indietro, suona la sirena, fischia 3 volte Simone Zanfino, esordio col botto della L84 nella Serie A Quinto 2025-2026, battuta per 9-1 la Kame Treviso con una prestazione assolutamente strepitosa. Inquadrato Leandro Cuzzolino che ha sbloccato la partita nel segno di Yoshiko, 2 gol, 2 assist, in rete anche il nuovo arrivato Ton, che ha trovato così la sua prima soddisfazione in maglia L84, un po' come fece l'anno scorso Rocha quando decise la gara con il Benevento. Però qui sembra che la musica possa essere totalmente diversa. Squadre che vanno al saluto finale, e allora su queste immagini io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo il finale. L'84 batte Kame Treviso 9-1. Buon futsal a tutti, buon campionato a tutti sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 da parte di Pietro Mazzara.